Beh. Di Maria. Il sindaco! Lei si deve candidare, sindaco. Dove? Non si può ricandidare. Ripettessi, Come sta, sindaco? No, molto bene, sono contento, gustatisi, siamo veramente felici. A proposito, Senza ridere, che non è... Se ci viene uno scimpri noi avremmo compreso, ma è un sindaco con la fascia. No. siccome sei sonduso, In tre. E te a Bob non tu monti. se che giravo sono cose su De Bruso ancora. Certo. Come state? Tutto bene in paese? Tutto bene, siamo molto contenti. Questi giorni scorsi ho fatto la benedizione delle palme. Bella, una bella festa. Manifestazione importante. Fate come tutti i paesi che vi riunite con la palma, l'ulivo, tutti si incontrano. E anche a Scaffigio sarà così come in tutti i paesi, la benedizione, cose. Manco una pizza. No, ma non è così a Scaffigio. No, in bidda, poche parole, ci abbiamo nella piazza principale, in Piazza Egresia, ci abbiamo una mattebramma comunale, una pianta grande, il prete appena si indipesa, faccio 6 mezzodì e quarto. Come mezzodì e mezzo, tu credi? Perché non la fa la messa delle 7 del mattino? Come? La prima messa non da fare? No, non devo gattare giusto, perché tutto su, non fa intinuda, sta di su, deve traballare vettisso. Quindi per risolvere questo problema io ho posto un maxi schermo, un saltare, e proiettiamo le messe della domenica prima. Sta gente non c'ha No, sta gente da pannai, all'inizio ci sta parlando male, specialmente questa femmina che conta sempre che era fatta sincresia. Certo. È successo che aspettavo ora aspettando questa comunione, però c'è la proiezione. Infatti sto studiando un metodo diverso. Vabbè, certo, ma quindi voi avete questa palma in paese, il prete quando si sveglia... la piega da su trattallo, dessa cosa. Su trattallo? Dessa cosa. E dice trattallo? Come ti non si Vabbè, quello per benedire. Quello per benedire. Aspersori. Dove che ricchetto? Benedice la palma comunque e si andando. Poi gli uomini si debida, come si indivesa, accomodati, amano in presa igreja, di struncanta un annae, un ramo di palma. Cioè la strappano dalla pianta? La strappano. Ma con la zega dalla... No, a scardancadura. Staici, lo prendono, lo portano a casa, come tornano a casa, scudinti sapovida o isfillus, dipende da che. Ma sto scherzando, picchiano bambini e la moglie con la palma e fa male. No, ma non fa male. Come non fa male? La palma è benedetta, cioè. Sarà che è benedetta però No, non in crescita, è benedetta, quindi tappannare, poi è un'usanza debita e t'avvasi non da rispettare, se non si usa manco bestia. Ha ragione. C'è da mancare io. Ascoltatemi, no, io però volevo parlare con lei perché noi scherziamo, ci facciamo raccontare da lei quello che succede nel suo paese, però io so che lei è una persona impegnata anche a livello politico, uno che insomma tiene, certo, il sindaco è... Io volevo chiedere, tutte le polemiche che ci sono adesso, siamo anche un po' preoccupati perché hanno detto che il PIL è a crescita zero. Io vorrei sapere da voi a Scaffigio, su PIL com'è? Cioè, com'è il PIL da voi? Il PIL com'è da voi? No, da pannai, o canne crescendi bene. Siete controtendenza, siete? Crescendi. Perché dappertutto il PIL è a zero e da voi... No, un bide crescendi. Tappannai di uso. In base alle notizie che mi ha dato il vigile urbano. Perché è esperto di economia? No, è un guardone. E mannava, o canno che adesso è meglio sicuro. Poi è fondamentale. Su PIL, poi una ida è importante, comprendo? Il PIL fa crescere il paese, non è crescere il paese e non solo il paese fa crescere. Un paese senza PIL... Un paese senza PIL è commenti, te devo suonare, un incotte broccoso senza broccoso. Certo. Stiamo parlando del prodotto interno lordo. Cazzo, si è documentoso, però su PIL è su PIL. Certo. Ma scusa, a proposito dei PIL, Alessia non c'è storia. No, era malata a casa. Non c'è. C'è data, quindi dispiace. Tacitra. Su, dei PIL su chi sono? Tacitra. Va bene. Ma ieri cosa avete fatto? Avete organizzato la domenica, cosa si fa a Scaffigio? Si mangia, si fa... No, è zero. Qualche picchettata, no? Non abbiamo potuto picchettare nulla, poi poche parole è successo un piccolo problema in famiglia, nella mia famiglia. Niente di grave, mi auguro. No, niente di grave, c'ho un nipote, questo nipote mi ha chiamato, ma no, zio, in poche parole ha proposto incinta questa picciocchetta.
Ma no, pensaci tu, risolvi un po' le situazioni, perché non tengo su coraggio di una babba e mamma. certo. Allora io, per non disonorare la famiglia, poi non fangare su nome né su sindaco, ho organizzato una pizzata, di sera grande, bello. una pizzata con i parenti suoi e i nostri parenti, proprio hanno posto questa Certo, quindi situazione. una pizzeria di Scaffingio che avete lì a No, Scaffingio. no, noi le prendiamo da Mogorella le pizze. Mogorella, quanto è distante? Beh, anche sì, 120, 130 chilometri. Arriva a Tavrira si spizza, sa. Come? Arrivano fredde le pizze. No, su pizzaiolo le organizzavo. Le porta e le mette nel cofano davanti, nel motore, e arrivano gallentes. Bella, sta Una gallente. balossara a me. No, non è una banossata, è una cosa seria. Ma scusa, la pizzata com'è andata? Dunque, la pizzata è andata bene. Appena sono arrivate le pizze, mio nipote ha aperto su cartoncino e mi ha detto, zio, sta pizza è sta bruciata. E lei? Dopo un nipote caro, sai che differenza passa tra te e il suo pizzaiolo? E insomma, non ho d'uscito. Però manco una, nessuna. Insomma, una volta, dopo una volta chi su pizzaiolo, di dia da poca da prima, sta pizza non si fu da bruciata. Cioè, se il pizzaiolo, Fedi, se il pizzaiolo l'avesse soltanto prima, la pizza non si sarebbe bruciata. Infatti, dopo no, chi su pizzaiolo non di dia da poca da prima, sta pizza non si fu da bruciata. Chi tu non di dia sta poca da prima, ma non si fu sti prendere sta pizza. Grazie, sindaco di Scaffingio! Grazie. Oh!